Buongiorno! Ci troviamo oggi alla necropoli di Su Crocifisso Mannu. A breve visiteremo le Domus Deianas, ma ci soffermeremo in particolare su quella che presenta ben due protome taurina. Siamo nel territorio di Porto Torres e, come diceva Michele, ci accingiamo a vedere questa serie quasi sterminata, sono veramente tantissime, di necropoli che testimoniano come ci comportavamo e quali erano le nostre usanze millenni fa per il culto funerario. Quindi tutti pronti? Visitiamo assieme la necropoli di Su Crocifisso Mannu! Bene, ci troviamo in una zona in cui sono presenti almeno 22 sepolture sigillate, una necropoli che appunto è stata costruita in un lungo periodo dal 3200 al 1600 a.C. e anche in questo caso, come in tanti altri siti in cui sono presenti delle tombe, abbiamo due tipologie di tombe, quelle con ingresso a pozzetto e quelle con ingresso a corridoio. Ma direi di cominciare subito con la tomba numero 8, classificata come numero 8, perché è veramente molto interessante. Perfetto, ora scendiamo all'interno della tomba numero 8, come possiamo vedere si tratta di un accesso a corridoio. Questa colorazione arancione che vedete è dovuta ai licheni che sono presenti un pochino dappertutto su tutte le diverse rocce. Qui abbiamo appunto un ingresso con diversi gradini e diverse anticelle e arriviamo alla parte più caratterizzante di questa tomba numero 8, che è questa sorta di anticella che trova al suo interno una sorta di menhir che sicuramente aveva una funzione rituale e cultuale. Bene, ora procediamo, andiamo a cercare altre tombe. Ecco qua, stiamo scorgendo un'ulteriore apertura. Si tratta sicuramente di un'apertura a pozzetto. Oh! Ci accingiamo a scendere, ok?
Bene, procediamo alla ricerca di altre tombe. Stiamo camminando in mezzo a terra e roccia. Imbocchiamo ora questo corridoio che dovrebbe farci accedere ad un altro gruppo di tombe. E siamo anche alla ricerca della famosa tomba con le protomi taurine scolpite. E ci avviciniamo sempre di più alla famosa tomba 21. Prima incontriamo un'ulteriore tomba che andiamo subito a visitare internamente. Tra l'altro le aperture dall'alto ci facilitano anche la visione di quello che c'è internamente. E finalmente ci troviamo al cospetto della tomba 21. Come potete vedere è costituita da tutta una serie di vani e questi vani danno poi accesso mediante un portello alla parte ipogeica, quindi la parte più sottoterra, che ci regalerà il tesoro delle protomi taurine. Eccoci all'accesso della tomba. Oh, che meraviglia! Queste protomi sono veramente ben conservate, un bel basso rilievo.
che ha permesso di conservarle nei millenni. Ricordiamo che si tratta di tombe che sono state costruite nel 4000-3500 a.C., per cui ci troviamo veramente di fronte ad un qualcosa di arcaico. Bene, eccoci qua, abbiamo finito le riprese in questo luogo meraviglioso, la necropoli di Su Crucifissum Annum. Vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, YouTube e Instagram. E soprattutto di venire a visitare questo sito che è facilmente raggiungibile, è sempre aperto, basta cercarlo su Google Maps, si trova facilmente. E che dire di più? Vi salutiamo! Alla prossima! Ciao!